200 tifosi all'Unipol Arena, una macchia bianco-azzurra tra la bolgia e una Fortitudo che porta sul petto il nome di Agrigento. Il clima è quello dei grandi eventi sportivi, c'erano tutti gli ingredienti, ma alla fine il piatto servito risulta amaro per la squadra del presidente Moncada. Gli uomini di Ciani fuori dalla Coppa Italia, vince la Virtus che travolge la formazione della Città dei Templi con il punteggio di 95-63. Non è stata certamente la migliore Moncada, che forse manca all'appuntamento più atteso e stimolante. Uno dei pochi a salvarsi, neanche a dirlo, è stato Piazza. Il playmaker bolognese ha provato a tenere alta la squadra, ma la Virtus è stata complessivamente superiore. Approccio sbagliato per Damer Bellholter, non da meno neanche per Buford. La Fortitudo ha tenuto comunque botta per i primi due quarti, poi è stato un monologo Virtus. Agrigento esce sconfitta, il rammarico è quello di non aver giocato come meglio sa fare. La Fortitudo ha dovuto fare a meno di De Laurentiis, un KO che numericamente ha fatto male. Ciani ha dato gloria ai giovani. Tartaglia e Cuffaro hanno esordito in Coppa. I padroni di casa vanno avanti. Agrigento torna a casa. Dio alla Coppa Italia. Adesso forze fisiche ed energie mentali da convogliare in campionato. Bisogna concentrarsi sulle sfide che restano per provare ad agganciare il treno playoff.